Dunque l'atto conclusivo di questa semifinale del Superfrustino, ritirata Zdora, Amerik Klemar, Zoschetual, Powell B a trazione, Asnaur Deyrum, Arnold K, Ulisse F, Zola Chi e Vaprio, lotta per il comando che vede protagonisti Powell B, mentre più all'esterno c'è anche Asnaur Deyrum, poi a trazione che scende in seconda posizione lungo la corda. Asnaur Deyrum rimane all'esterno e intanto c'è stato un errore, probabilmente quello di Zola Chi, ma andiamo a vedere intanto il passaggio 29 per i primi 400 metri. Powell B va via sul ritmo, a trazione in seconda posizione, Asnaur Deyrum costretto invece all'esterno. Vediamo la progressione di Vaprio, che viene però anticipato da Ulisse F. Ulisse F si lancia in terza ruota, 45,4, il passaggio dei primi 600 metri. Powell B e Francesco Tufano, che sono al comando della classifica, se la giocano anche in questa ultima gara. Terza ruota per Vaprio, intanto completato in 59,9 il giro iniziale, ora un parziale in 14,5, si comincia a marciare davvero forte e Powell B al comando se la gioca davvero sui parziali, un altro 14,7, all'esterno comunque Ulisse F non demorde, alla corda c'è attrazione che è quella più fresca sicuramente, mentre Vaprio è in seconda pariglia esterna, gli altri per il momento non riescono a farsi luce. 400 alla conclusione, il parziale in 14,4, ancora Powell B in vantaggio nei confronti di attrazione, al largo cerca di intervenire in terza ruota Vaprio, ma c'è ancora Ulisse F all'esterno del battistrada, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Powell B che cerca di mantenersi in vantaggio, lo scatto all'interno di attrazione, Powell B, attrazione all'interno, a centropista Vaprio mette in campo la sua classe ed è Vaprio che viene a vincere nei confronti di attrazione. Al terzo finisce Ulisse F, 1,14,4, 29,9 chiudere, ma alla fine Vaprio la vince perché è lui il più forte. In terza ruota per gran parte del percorso Vaprio, René Legati, il training è quello di Alessandro Gocciadoro. Andiamo a rivedere le fasi finali, vittoria netta nelle battute conclusive, domina letteralmente Vaprio, vedete il gesto di gioia di René Legati che vince una lunghezza abbondante avanti ad attrazione che corre in schiena a Powell B, conquista il secondo posto alla fine davanti a un generosissimo Ulisse F. Per quanto riguarda la classifica finale, quindi dovrebbe essere René Legati che con 25 punti si aggiudica la serata e quindi va in finale, e insieme a lui Francesco Tufano che con il quarto posto finisce a 22 punti e mezzo. Questa dovrebbe essere ancora naturalmente in sede ufficiosa. Dovrebbe essere il responso in sede ufficiosa della quarta e conclusiva eliminatoria del Superfrustino, che designa quindi come finalisti René Legati e Francesco Tufano. Aspettiamo naturalmente l'ufficializzazione e eventualmente se ci saranno degli interventi della giuria.